maltempo è arrivata fin dalla nottata con neve sulle prealpi e forti raffiche di vento, auto bloccate nella neve, piante e rami pericolanti, 35 interventi dei vigili del fuoco nella Marca trevigiana, oltre 100 in Veneto. A Venezia sollevato il Mose. Esce di casa e scompare nel nulla, sono passati 3 giorni di Viorella al Flori, 28 anni si sono perse le tracce, l'appello disperato dai genitori torna a casa, sei la nostra vita, al loro fianco l'associazione Penelope. A tu per tu con i ladri, vittima una famiglia di Zero Branco, saliti dai tubi del gas, i malviventi hanno scassinato balcone e porta finestra, incuranti che in casa ci fosse qualcuno, lo sfogo del sindaco, il governo intervenga, PAC vittoria, le alternative ci sono, il comune sta già verificando la fattibilità, lo ha annunciato il sindaco Mario Conte, ospite su Antenna 3 dichiarando che i tempi dell'opera stanno diventando troppo lunghi. Altra giornata nera sulle strade del Veneto, investito e ucciso un pedone a Verona, Silea stessa dinamica ma la vittima non è grave. A Maser dopo la morte di Luca Gazzola sotto accusa la velocità. Al via da oggi la rubrica dedicata ai vostri presepi. Nel convento trevigiano dei frati carmelitani inaugurata la mostra delle natività, a Ponte Dante tutto rinviato a domenica 15. E il calcio, entusiasmante vittoria in rimonta del Treviso al Terni contro la capolista Dolomiti Bellunesi sotto di un gol, i biancocelesti vincono per 2-1, ora la vetta è solamente a un punto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica 8 dicembre. Lo avete sentito dai nostri titoli, il maltempo in primo piano perché appunto era previsto ed è arrivato fin dalla nottata con temporali e forti raffiche di vento in pianura, neve sulle prealpi, auto bloccate, piante e rami pericolanti, 35 gli interventi solo nella Marca, più di 100 in Veneto, metà hanno riguardato pali pericolanti, mentre della restante metà la rimozione di ostacoli dalla sede stradale. Circa 1 grado sotto zero, nevica adesso di nuovo in maniera molto moderata, bei fiocchi, circa 30 cm di neve al suolo, continua e dovrebbe continuare fino in prima serata. Neve sul Grappa, prealpi imbiancate, pioggia in pianura e forti raffiche di vento, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, 35 nella sola provincia di Treviso, tra auto rimaste bloccate nella neve, alberi e rami spezzati, recinzioni abbattute. Nella domenica dell'Immacolata il maltempo anticipato dall'allerta gialla diramata dalla regione si è abbattuto con particolare intensità sulle province di Padova, Rovigo e Venezia, tanto da costringere a sollevare il Mose per salvare la città dall'acqua alta. Le paratoie mobili si sono alzate prima dell'arrivo del picco massimo di marea, che nella laguna interna è rimasta così intorno agli 80 centimetri. Sulla terraferma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere rami e piante pericolanti, ma anche per danni causati dall'acqua. La neve più copiosa è caduta sull'altopiano di Asiago, ben 45 centimetri, sul massiccio del Grappa, sulle prealpi veronesi, meno intense le precipitazioni sulle Dolomiti. Spazzaneve in funzione, inevitabile che soprattutto in collina qualcuno rimanesse bloccato con l'auto, come è successo a Pian delle Femmine tra Revine e Limana in piena notte. 2 ragazzi non sono più riusciti a procedere con la loro vettura e sono stati tratti in salvo dai pompieri. A Fregona, strada del Pizzoc chiusa in via precauzionale. Il timore è che il manto stradale ghiacci, diventando ancora più pericoloso. L'appello è quello di non avventurarsi in collina o in montagna se non adeguatamente attrezzati. Questa dunque la ricostruzione della giornata seguita dalla nostra Lina Paronetto, e noi cambiamo invece decisamente argomento perché è uscito di casa e poi scomparso nel nulla. Sono passati 3 giorni, 2 dall'ultimo avvistamento. L'appello disperato dei genitori del 28enne Viorella Alfiori, torna a casa, sei la nostra vita, dicono al loro fianco anche l'associazione Penelope. Che torni a casa perché non c'è posto migliore nella casa. Viorel, torna a casa, perdonami di tutto, non lo so. Iniziamo una nuova vita. È l'appello dei genitori di Viorel, 28 anni, uscito dalla sua casa di Dosson di Casier 3 giorni fa e mai più tornato. Sono ore di angoscia. Viorel sta infatti vivendo un periodo di fragilità. Per questo la famiglia ha deciso di lanciare un appello ai nostri microfoni affinché si diffonda il più possibile il messaggio. Vogliamo fare un appello a tutte le persone che possono aver visto il nostro figlio, che qualsiasi persona lo vede, per favore che le faccia una foto, che segnali le forze dell'ordine, che ci aiutano in qualche modo a capire se questo ragazzo sta bene. Vogliamo solo che torni a casa. Uscito di casa con un giubbotto verde, uno zaino da campeggio, berretto marrone, scarpe nere e rosse, pochi spiccioli in tasca. Questo il frame catturato
dalle telecamere l'ultima volta che è stato visto in zona. Dopo la denuncia di scomparsa è arrivata una segnalazione di avvistamento da Padova in stazione. Ci è stato riferito che era tranquillo, che aveva intenzione di andare non sappiamo dove, che aveva con sé una mappa e che non ha il cellulare e nei documenti con sé, quindi siamo preoccupati. Dove sta, cosa mangia, perché è da solo, con questo freddo, con questo mondo, non lo so. Al fianco dei genitori l'associazione Penelope, a portare solidarietà e sostegno anche Pierfrancesco Cendron, padre di Marianna, scomparsa nel nulla 11 anni fa dopo la fine del turno di lavoro, e che esorta le persone a segnalare tempestivamente ogni avvistamento. E tutti siamo in possesso di un cellulare, per cui è un attimo fare una foto anche senza farsi vedere è la cosa più importante. Nel caso di avvistamento la richiesta che facciamo noi come associazione, così come hanno fatto i familiari, è quella di una tempestiva segnalazione anche nel dubbio alle forze dell'ordine o a Penelope Veneto, in maniera tale che si possa procedere con l'identificazione e nella speranza possa essere viore e riportarlo a casa nel più breve tempo possibile. Può essere in spostamento e quindi non essere fisso in una città, ma anche chi opera nelle strutture di accoglienza e che può magari vederlo perché magari gli si rivolge per un pasto, un cambio d'abito. Se lo vedete per caso un po' destabilizzato, un po' agitato, stando fuori da due giorni, 3 quasi, senza bere, senza mangiare, magari sarà confuso, magari sarà alterato, per favore segnalateci, per lui viviamo. Tutto quello che abbiamo fatto per lui abbiamo costruito e fatto il nostro figlio. Questo l'appello dei genitori. Noi voltiamo nuovamente pagina, parliamo ancora di furti nella Marca, stiamo a Zero Branco, una famiglia che abita a 2 passi dal comune se li ha visti arrivare a tu per tu. Era qualcosa del tipo aperta qua e nel momento che noi venivamo lei si chiudeva pian pianino. Ore 20, un rumore forte e sordo e subito la corsa in salotto a vedere cos'era successo. Attimi, quelli che hanno diviso la famiglia Ferchiu dal trovarsi faccia a faccia con i ladri. Io grido da giù: Robert, cosa sta succedendo? Cosa stai facendo a quest'ora? È tardi, non disturbare i vicini. E lui mi fa: mamma, ma cosa state combinando? Cioè, in stesso momento abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, siamo corsi sia io che mio marito e in quel momento la porta del balcone si stava chiudendo. Venerdì sera, relax dopo lavoro, rientro a casa nella centralissima via Petrarca a 2 passi dal municipio di Zero Branco, del figlio 24enne e il pensiero che quei rumori fossero causati da lui. Siamo corsi tutti e 3 in terrazzo non c'era nessuno. Mio figlio è sceso per le scale e è andato giù in strada, ha visto questa Mercedes grigia. I nostri vicini, anche loro avevano segnalato questa macchina uscendo o entrando nel cancello di casa, ci hanno confermato che era una Mercedes grigio opaco. Sarebbe infatti stata vista da più persone quella sera la Mercedes con la quale i malviventi hanno tentato di mettere a segno il colpo. 2, forse 3 malviventi ad ora ricercati dalle forze dell'ordine. Siamo interfacciati subito con la stazione Carabinieri di Zero Branco, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione e abbiamo subito dato la possibilità di visionare le immagini alla ricerca di qualsiasi indizio, quindi la targa della macchina, il modello, tutto che possa aiutare per trovare questi malviventi. Scavalcato il cancello del giardino sarebbero saliti arrampicandosi dai tubi del gas, passato il terrazzo dei vicini, si sarebbero poi fermati in quello della famiglia scassinando il balcone e la porta finestra, scattata la denuncia ai carabinieri. La paura più grande quando mi sono ripresa e ho preso coscienza di quello che era successo, ho ringraziato a Dio che non l'hanno preso dentro casa. In quell'attimo di timore tu non sai come reagisci e sicuramente vederti attaccato dentro casa tua, non è che sai controllarti, non sei in grado di reagire in modo tranquillo e calmo. Dura la posizione del sindaco Durighetto contro i furti. Il comune ha già fatto la sua parte installando telecamere e inviando pattuglie in tutto il territorio. Ora chiede al governo di intervenire. Adesso servirebbe però da parte anche del governo una presa di posizione forte rispetto a questi reati, perché oramai il governo Meloni è già da qualche anno in sella e tutti ci aspettiamo e ci aspettavamo da loro una stretta rispetto a questo tipo di reati. Se si riuscirà a finalmente dare un segnale forte come nazione, ci auguriamo che reati di questo tipo, reati predatori, possano essere in diminuzione.
E ora un tema tutto cittadino, quello del Park Vittoria. Le alternative ci sono e il Comune sta già verificando la fattibilità di 2 siti. Lo ha annunciato il sindaco Mario Conte, oggi ospite a Prima Edizione. Se riusciremo a trovare un'alternativa da un punto di vista numerico abbastanza grande da dar risposta in modo importante ai parcheggi sia per i residenti sia per i commercianti, non escludo che sia anche alternativa al Park Vittoria. In diretta a Prima Edizione il sindaco di Treviso Mario Conte annuncia che il comune è pronto a lasciare il progetto del Park Vittoria se l'opera dovesse andare per le lunghe. Delle alternative sono già state individuate in spazi pubblici che il sindaco al momento non svela e su cui è già in corso uno studio di fattibilità. Non attenderò i tempi biblici della sovrintendenza, o ci dicono sì e allora andiamo avanti contenti, convinti di dare una soluzione, se ci dicono no o ci dicono di aspettare, nel frattempo cercheremo altre soluzioni in ambito pubblico che noi abbiamo già in testa e che stiamo valutando da un punto di vista della fattibilità. Che tempo si dà? Che limite si dà di attesa? Il tempo è già scaduto. Servono nuovi parcheggi per residenti, commercianti e turisti e servono in fretta, continua Conte, incalzando la soprintendenza. Fondamentale avere a stretto giro una risposta sulla fattibilità del parco interrato, sia essa positiva o negativa. Decideremo come muoverci, ma nel frattempo stiamo anche sondando, analizzando e facendo degli studi di fattibilità delle soluzioni o alternative o complementari. Quanto al contratto che pende col privato sul Park Vittoria, per scongiurare la penale e con essa il danno erariale, in caso quell'opera venga cassata ci sarebbe un'unica via da seguire. Dobbiamo per forza andare d'amore e d'accordo con coloro che hanno questo contratto e quindi dei diritti acquisiti sulla base di questo contratto. E una strada potrebbe essere far realizzare i nuovi parcheggi a loro? Certamente sì. Cioè le alternative eventuali al Park Vittoria andrebbero sì. ridiscusse con loro che vantano dei diritti. Questo Certamente potrebbe sì. essere una maniera per uscire da questo. Loro saranno protagonisti insieme all'amministrazione di un eventuale nuovo piano parcheggi, ripeto, eventuale o complementare. Vediamo dunque cosa succederà. Ci spostiamo sui siti dei quotidiani locali. Notizia di questi minuti: morto a 98 anni il pittore Renato Varese, vincitore di numerosi premi internazionali, aveva esposto in tutto il mondo il suo disegno che ispirò il rosone del Duomo cittadino di Conegliano. Ovviamente informazioni più dettagliate durante il corso dei nostri telegiornali già da domani mattina. Uno sguardo invece regionale sulla sanità. C'è un video dell'aggressione subita dai sanitari dell'ospedale Borgo Trento di Verona da parte di un cittadino marocchino di 34 anni, poi arrestato venerdì sera dopo essere stato regolarmente dimesso. L'uomo ha aggredito l'addetto alla sicurezza scagliandosi poi anche contro gli agenti intervenuti per calmarlo. Il 34enne dopo le dimissioni si è ripresentato all'ingresso invendo contro i medici, abbassandosi i pantaloni e lanciando 3 scatolette di tonno contro il personale, colpendo alla testa proprio l'addetto alla sicurezza. Poi ha preso a calci la porta scorrevole, altri danni ancora, fino all'intervento della polizia con non poche difficoltà. L'uomo è stato infine accompagnato in questura e arrestato. Risulterebbe irregolare sul territorio nazionale. E proprio a Verona un pedone di 53 anni è stato investito e ucciso nel pomeriggio da un automobilista di 86 a Silea. Stessa dinamica, ma fortunatamente la vittima non è grave. Intanto torniamo sulla morte di Luca Gazzola a Maser, lungo la Marosticana Schiavonesca, mentre continua l'appello dei genitori che chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti per chiarire le cause della perdita di controllo dell'auto del figlio. Il vice sindaco Sartor torna sul tema della velocità che rende pericolosa quella strada. In quel tratto, dice, si toccano anche punte di 190 km/h. Dai controlli che fa la polizia locale abbiamo auto di notte che sfrecciano a 180-190 all'ora, quindi purtroppo abbiamo un grosso problema di velocità su questa strada. Lo dice e lo ribadisce con forza Marco Sartor, vice sindaco di Maser. Sulla Marosticana Schiavonesca si corre tanto e senza rispettare i limiti. È il tratto che incrocia con via Sacconi, quello da cui parla, e dove ha perso la vita Luca Gazzola, 29 anni, mentre era a bordo della sua Spider. È la 4ª vittima under 30 in una sola settimana. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti e continua l'appello dei genitori che chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti e chiarire se la perdita di controllo dell'auto sia stata causata da un'altra vettura. Quello che è certo è che quella è una strada dove la velocità è un problema serio. Questa è una strada che per
un paio di chilometri è un rettilineo pericolosissimo dove ci sono dei limiti di velocità che non vengono rispettati. Ci sono auto che sfrecciano sicuramente sopra i 100 all'ora. 70 all'ora, ma basta una verifica sul posto, pochi minuti, per capire che quasi nessuno quel limite lo rispetta. Le rilevazioni grazie alle telecamere installate al semaforo di Coste lungo la provinciale, ma anche questo non fa desistere gli automobilisti a premere sull'acceleratore. Tematica cara all'amministrazione, quella della sicurezza stradale, che si sta impegnando per sensibilizzare anche i più giovani. Tra qualche giorno avremo una serata con i ragazzi dai 18 ai 21 anni, appunto per sensibilizzare su quello che sono i pericoli della strada, assieme ovviamente con le forze dell'ordine, assieme con Guida Sicura. Faremo proprio una serata sulla guida sicura, perché ai giovani, ma non solo i giovani, purtroppo il codice della strada non lo rispettano. E proprio per aumentare la sicurezza stradale è stata chiesta e poi realizzata, inaugurata in settimana, una nuova rotonda a Villorba. Evviva! Un applauso, evviva! Realizzata per mettere in sicurezza un punto critico della viabilità che conduce al casello autostradale e al Pala Verde. Inaugurata la tanto attesa rotonda che contribuirà a snellire il traffico e favorire una via di accesso e uscita privilegiata al Pala Verde per chi arriva dal casello di Treviso Nord. Uno dei 70 interventi cofinanziati dal secondo bando viabilità, 165.000 euro di contributo della provincia che, sommati ai contributi del comune, ai contributi dell'ATS, ha consentito di mettere in sicurezza questa intersezione. Oggi abbiamo una strada che vede 18.000 veicoli al giorno passare, con un aumento di sicurezza rispetto a prima, quindi avanti così. 35 metri di diametro, illuminazione a LED. Alla cerimonia il presidente della provincia Stefano Marconi, rappresentanti di associazioni locali e diversi residenti. Presenti poi 2 classi della scuola primaria Pascoli di Lancenigo che hanno recitato la filastrocca del pedone e cantato l'inno di Mameli prima della benedizione di Don Roberto Bovolenta. Soddisfazione per l'opera anche da parte del sindaco, che promette altri progetti simili volti a migliorare la sicurezza stradale nel territorio comunale. Per i primi mesi del prossimo anno prevediamo l'allargamento della carreggiata verso il casello Treviso Nord, andremo a realizzare una curva e lo spostamento di un fosso, quindi non tombineremo il fosso ma lo spostiamo per dare più sicurezza in quella semicurva che è molto pericolosa. In tutta l'area, quindi da Cenigo, Fontane Bianche e San Sisto, sono previste delle azioni per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza anche le persone più fragili. Doppio appuntamento domani a Teatro Busan di Mogliano, dove al mattino alle 10, poi la sera alle 20:45, prima gli studenti di terza media, poi genitori e insegnanti si confronteranno sul lavoro di contrasto al disagio giovanile avviato dall'amministrazione comunale 2 anni fa. Coraggio sogna il titolo dell'incontro con i ragazzi. Il progetto è realizzato dall'assessorato alle politiche giovanili con l'obiettivo di creare occasioni di confronto e crescita, come lo spazio di ascolto POV, gestito dagli educatori della cooperativa La S. Relatore Federico Brawinski, artista del circo Patuf, che la sera nel confronto con gli adulti sarà affiancato dalla psicoterapeuta Elisa Cosciolin. In entrambi gli incontri sarà proiettato il video Centra il coraggio con l'obiettivo, realizzato durante l'esperienza estiva vissuta da alcuni ragazzi dai 14 ai 17 anni durante il mese di luglio. Cambiamo argomento, anche la politica si sta mobilitando per le elezioni di vertici negli 11 consorzi di bonifica del Veneto, in particolare per il Piave, per estensione il più importante della regione. Opposizioni in Consiglio regionale estremamente critiche con l'attuale dirigenza, colpevole, secondo il Partito Democratico, di non aver fatto nulla di concreto in 5 anni, ma soprattutto di non aver colto l'opportunità dei fondi PNRR. Dirigenza del Consorzio Piave sotto attacco dalle opposizioni in regione. Oggetto delle forti critiche è l'aver mancato l'opportunità dei fondi del PNRR. Questo consorzio in particolare non ha portato a casa un solo euro dei fondi del PNRR, quando altri consorzi hanno avuto questi fondi che sono serviti a fare tutte quelle opere di manutenzione e anche di trattenuta dell'acqua importantissimi per evitare che i cittadini non si trovino con le case allagate a ogni bomba d'acqua che arriva. E adesso con i cambiamenti climatici questa è una cosa molto frequente. Poi, sempre perché i cittadini non si ritrovino d'estate con l'impossibilità di regare i propri orti e i propri giardini. Consorzi che fanno capo alla regione, da qui la domanda spontanea. Ma in regione c'è lei? Come mai avete
fatto nulla. Noi di opposizione, soprattutto ad ogni bilancio, presentiamo emendamenti al bilancio, al DEFR, proprio perché la Regione si impegni. Invece purtroppo questi assessori che abbiamo in Regione, in particolare l'assessore Canera all'agricoltura e l'assessore all'ambiente Bottacin, su questo fronte hanno fatto pochissimo. Il risultato del consorzio Bonifica Piave, dove praticamente in 5 anni è stato fatto poco o nulla, e quelle attività che si stanno facendo per le irrigazioni in particolare sono tutte bloccate, è la dimostrazione che non c'è la sufficiente attenzione a questi fenomeni importantissimi. Per questo a Treviso l'appoggio andrà alla lista Acqua di Marca, alternativa a quella di Coldiretti, e all'altra che vede insieme CIA e Confagricoltura. Ma l'impegno maggiore è già quello di portare i cittadini al voto, considerando che dei quasi 250.000 trevigiani e veneziani aventi diritto nel 2019 solo poco più dell'1% si è presentato alle urne. Ed è importante quindi che i cittadini, soprattutto quelli che hanno le case, che pagano i contributi per il drenaggio delle acque, vadano a votare. Anche il mondo ambientalista si sta mobilitando per la terza lista, come Legambiente, che chiede con forza alla Regione di creare un tavolo di trattative con i cavatori per la trasformazione dei siti dismessi in bacini di laminazione. I cavatori possono finalmente fermarsi dallo scavare nel Piave e gestire queste presenze che abbiamo nel territorio, purtroppo, perché dalle cave, assolutamente attraverso l'acquifero indifferenziato, si arriva in falda. La falda dalla freatica si passa all'artesiana e quindi abbiamo la possibilità di avere acqua addirittura potabile. Che il clima sia teso in vista delle elezioni del nuovo Consiglio del Consorzio Piave lo prova anche la notizia di oggi che Andrea Lovisetto, intervistato da noi soltanto ieri, è stato estromesso con effetto immediato dal gruppo Acqua di Marca con cui si era candidato a consigliere. Così recitava testualmente il messaggio circolato in giornata. La decisione per il fatto che Lovisetto non avrebbe comunicato agli altri 2 candidati la volontà di convocare una conferenza stampa per la sua candidatura. Parità di genere, la Camera di Commercio Belluno Treviso, prima in Italia ad ottenere la certificazione. Il presidente Pozza, oggi solo lo 0,3% delle imprese ha questa certificazione. Ci facciamo da apripista di una misura che porta benefici in termini di benessere dei lavoratori e di fatturato. Sentiamo. Sono 1.666 in Veneto i siti produttivi certificati per la parità di genere su quasi 540.000. A Treviso se ne contano 211, mentre a Belluno 46. Numeri che si traducono in uno 0,3% delle aziende presenti nelle province di Belluno e Treviso ad aver intrapreso e ottenuto il certificato per la parità di genere, obiettivo inserito nell'Agenda ONU 2030. Percentuale ancora bassa, ma secondo le rilevazioni in rapida crescita. Ad ottenere la certificazione nel 2024 anche la Camera di Commercio Treviso-Belluno. Un riconoscimento importante perché è la prima Camera di Commercio in Italia che ha fatto questo percorso. Noi ci abbiamo sempre creduto come Consiglio, come Giunta per arrivare alla certificazione della parità di genere, perché questo porta anche a dei benefici sia all'ente sia anche alle imprese che adotteranno questo percorso e che arriveranno alla certificazione con degli sgravi fiscali, con delle punteggi maggiori per i bandi pubblici. La certificazione per la parità di genere infatti offre molte opportunità e miglioramento della produttività. L'ente durante il 2024 ha infatti riscontrato un più 23% di fatturato. Uno strumento da adottare e invito tutte le imprese a mettere in campo la parità di genere. È un valore aggiunto che diamo all'impresa. Assicurare un clima dove ci sia uguaglianza, assicurare tolleranza zero verso le discriminazioni, le disuguaglianze, assicurare per le nostre appunto dipendenti sicuramente degli istituti, delle misure che permettono di agevolare il loro ruolo di madri con quello appunto di professioniste. Dallo smart working ai congedi fino ad arrivare alla settimana lavorativa di 4 giorni, il Comitato Guida per la parità di genere all'interno dell'ente ha il compito di personalizzare l'offerta lavorativa sulle necessità dei lavoratori e monitorare, grazie a una piattaforma dedicata, eventuali discriminazioni che una lavoratrice subisce in azienda. Intanto la Camera di Commercio è pronta ad estendere la cultura della parità anche alle imprese del territorio. Poter fare rete e estendere ancora alle istituzioni, provincia, Veneto Lavoro, tutte quelle istituzioni che possono agevolare la diffusione e la promozione della parità di genere.
E Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto punta ad entrare anche nelle scuole secondarie di primo grado, le medie, per proporre ai ragazzi un'alternativa che spesso si traduce in un posto di lavoro ben pagato e con un futuro. Puntare sui giovani, a dirlo il presidente Maurizio Cattapan. Non solo apprendistato duale, dunque, uno strumento ormai diventato fondamentale per mettere in connessione scuole e aziende, ma anche una partecipazione attiva dei ragazzi più giovani. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Villa Cornere è presentato anche il bilancio del 2024 a segno positivo ed esposti progetti per il 2025 per sostenere imprese artigiane in un mercato sempre più in evoluzione. E con questo noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Eccoci tornati in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Continuiamo con lo sport, il calcio, con la doppietta di Aliu che il Treviso vince in casa contro la capolista Dolomiti Bellunesi, imponendosi già al primo tempo con un 2-1. Inizialmente sotto di un gol subito nel primo quarto d'ora di gioco da Tardivo, arriva al punto poco dopo il pareggio al 37esimo, la rete decisiva che porta in rimonta i biancocelesti, ora secondi in classifica. Non è bastata la vittoria di oggi però a far salire in vetta i padroni di casa, un solo punto di distacco dai bellunesi che nonostante la sconfitta restano primi. A pesare il pareggio domenica scorsa contro il Montecchio Maggiore, settimana prossima altro turno in casa nella partita contro il Lignano. E ora il rugby, il giorno dopo l'amaro esordio in Coppa per il Benetton, è già ora di tornare a pensare alla prossima sfida. La fase a gironi proseguirà domenica a Monigo contro gli inglesi del Bath. Un primo tempo senza riuscire a concretizzare, un secondo dominato ma senza segnare. Non si discosta molto dalla gara di Edimburgo di una settimana fa, il ritorno dopo 5 anni del Benetton Rugby in Champions Cup. Contro squadre solide come i francesi del Clermont Auvergne bisogna essere al massimo dal primo all'ultimo minuto e così per i biancoverdi non è stato. Risultato fin troppo pesante il 28-0 con cui i leoni rientrano dalla trasferta di Coppa, frutto di una prima frazione penalizzante, 21-0 addirittura, segnava il tabellone al ritorno negli spogliatoi per l'intervallo. Gli avversari non si sono distratti, hanno sfruttato le occasioni, sono stati puntualmente efficaci in attacco e i trevigiani non sono riusciti a contenerli. Coach Marco Bortolami a fine partita parla di una squadra con grande personalità ma poca cattiveria, che messo da parte il campionato per 2 settimane deve ritrovare velocemente lucidità in vista dell'impegno casalingo di Coppa in programma domenica prossima a Monigo. Restano 3 partite da giocare, anche i prossimi avversari, gli inglesi del Bath, sono reduci da una sconfitta, anche se meno sonora, contro i francesi del La Rochelle. Bisognerà cercare di non sbagliare il colpo, restando compatti e attenti ai dettagli, dice coach Bortolami, curando l'esecuzione di ogni singola fase di gioco e facendo tesoro di una sconfitta che ha molto da insegnare. La perturbazione che ha colpito il Veneto e la Marca ha fatto slittare la storica inaugurazione del presepe di Ponte Dante, ma tutto resta pronto per domenica 15. Tutto era pronto, la casetta, la natività, il bue e l'asinello già in posizione, decisi a scaldare le fredde notti di dicembre in attesa del lieto evento. Ma quest'anno il maltempo e la perturbazione che ha colpito in queste ore anche la Marca ha fatto slittare l'inaugurazione dello storico e sempre atteso presepe di Ponte Dante a Treviso. Ho progettato, fatto, costruito i ricordi della campagna e ho riproposto a casa come i miei tempi. Rinviata dunque a domenica 15 l'inaugurazione, come da tradizione, con il gruppo folcloristico trevigiano e celebrato ormai da più di 40 anni. Purtroppo l'inaugurazione è stata rinviata perché il tempo è quello che è. Vabbè, insomma, dai, speriamo bene la prossima settimana. Vediamo quel che viene. Ben certo, non si può cambiare il tempo, per fortuna. Attendiamo dunque domenica prossima. Inaugurata invece oggi la mostra dei presepi allestita nel convegno trevigiano dei frati carmelitani, un viaggio non solo nella natività ma anche in tutta la vita di Gesù. È un viaggio intorno alla terra, alla storia, ma soprattutto dentro la fede. E a proporlo ogni anno sono i frati carmelitani del convento appena fuori le mura di Santi 40 a Treviso. Un allestimento nella chiesa di San Giovanni della Croce che permette al visitatore di scoprire come ogni continente, ogni popolo interpreti quell'evento accaduto oltre 2000 anni fa e che ha cambiato il mondo.
nascita di Gesù scolpita in pietra pane africana o incisa nel legno pregiato dell'isola di Madagascar, o ancora quella inglese in terracotta fino ad arrivare a quella estratta da un blocco di marmo. Espressioni artistiche ma anche composizioni che riportano ad altri tempi, dove la fede nel blocco sovietico era censurata. Ecco allora i presepi di carta, facili da nascondere in caso di perquisizioni in casa. Ma la carta era anche simbolo di dignitosa povertà che negli anni 60 era di casa anche da noi, come ricordano queste immagini. Ma la mostra dei Carmelitani Trevigiani non finisce qui. 20 scene, chiamati in termine tecnico parola greca, diorami, dall'infanzia, annunciazione, visitazione, ricerca di alloggio, battesimo, ultima cena, Gesù che muore e risorge, fino all'ultima scena molto particolare, la ascensione al cielo di Maria. Esperienza d'arte, di storia, ma soprattutto di fede che oltre al Natale vede in un altro momento dell'anno la sua massima espressione. Il presepio di Pasqua abbiamo appunto Gesù risorto, Gesù che va in cielo, poi Maria assunta in cielo, ispirata al grande pittore padovano Mantegna. Una mostra che oltre ad affascinare e a far riflettere sul Dio che si è fatto uomo, vuole coinvolgere il visitatore anche su un'opera concreta a favore del convento. Poi le offerte piccole o grandi, quest'anno abbiamo in programma restaurare la bussola dell'entrata alla chiesa, oltre 15.000 euro. Quelle piccole o grandi offerte saranno appunto per questo scopo. Il viaggio nell'arte, nella storia, ma soprattutto nella fede continuerà sempre con ingresso libero fino al prossimo 13 gennaio. E a proposito di presepi, anche quest'anno torna lo spazio nei nostri telegiornali dedicato a voi e alle natività. Siamo pronti a raccogliere mandare in onda le vostre immagini dei presepi che avete costruito con i vostri nonni, i vostri nipoti. Basterà inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, lo vedete in sovraimpressione. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Abbiamo sentito prima il servizio del nostro Lucio Zanato che questa volta ci fa viaggiare nel tempo a 40 anni fa, quando moriva un facoltoso americano che pur non essendo mai venuto a Treviso donò al Museo Bailo un'importante tela, oggi patrimonio della Pinacoteca Trevigiana. È stato forse l'unico esempio di mecenatismo totalmente senza interessi che si registra nella storia della nostra città. Non è di tutti i giorni la notizia relativa al regalo di un'opera di grande valore artistico ad un ente o ad associazione pubblica. È accaduto a Treviso. Robert Coe acquistò nel 1956 quest'opera che si trovava in una collezione privata di Lima in Perù. Il 26 maggio 1985 Robert Douglas Coe morì all'età di 83 anni. Prima di morire l'uomo, cittadino americano che non conosceva Treviso, decise di lasciare in eredità il quadro al museo cittadino. Il gesto di rara generosità è stato ricordato oggi dall'assessore alla cultura Aldo Masi in occasione della presentazione ufficiale al pubblico del dipinto. Si tratta di un'opera del 1600 di Francesco Ruschi dal titolo Cornelia, madre dei Gracchi. L'artista nacque a Roma intorno all'anno 1600 e si formò alla scuola dei grandi del suo tempo, i pittori caravaggeschi e i pittori barocchi come Pietro da Cortona ad esempio. Si trasferì quindi a Venezia e infine a Treviso, dove lavorò molto intensamente e dove infine morì nell'anno 1675. Forse è proprio questo particolare del luogo della morte che convinse il munifico proprietario americano a regalare il quadro alla nostra città, convinto che i trevigiani avrebbero saputo apprezzare l'opera e valorizzarla. Così infatti è stato. Il professor Masi ha ricordato come la Pinacoteca di Treviso avesse avuto inizio proprio un secolo fa, grazie ad un lascito. Oggi, a distanza di 100 anni, ha ricordato Masi, ci troviamo di fronte ad un nuovo lascito. È un buon segno. Un esempio da seguire. Oggi si parla di sponsorizzazione, si pensa alle banche, ma noi pensiamo anche ai singoli cittadini che possono incrementare un patrimonio che appartiene a tutta la collettività. Infine l'assessore Masi ha ricordato i tempi difficili che sta vivendo la cultura trevigiana e il mondo culturale in generale, scosso da un continuo chiacchierio, ha detto, ma non facciamo di tutte le erbe un fascio, ha ammonito l'uomo politico. Crediamo che la cultura trevigiana saprà superare anche questo difficile momento.
Ci auguriamo che la realtà dei prossimi anni sia migliore di quella che stiamo vivendo oggi. E si chiude con questo servizio l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica 8 dicembre. Grazie per averci seguito fino a qui. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.